Bentornati a tutti su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time 4K. Ci troviamo nel territorio comunale di Novi Ligure, tra poco Serravalle Scrivia, prenderemo l'autostrada dei Giovi A7 e la percorreremo in direzione sud sino a raggiungere il capoluogo ligure, la città di Genova. La strada che stiamo percorrendo in questo momento è la strada provinciale ex strada statale 35 ter, strada statale dei Giovi, vecchia strada statale che metteva in comunicazione appunto il Basso Piemonte e la Lombardia con la Liguria e la città di Genova. Una volta si percorreva, quando non esisteva appunto l'autostrada, l'omonima autostrada dei Giovi A7, Milano Serravalle Genova. Oggi è martedì 10 gennaio 2023, sono le ore 15:44. La temperatura esterna in questo momento è di 12 gradi centigradi e lasciamo il territorio comunale di Novi Ligure, entriamo nel territorio comunale di Serravalle Scrivia. Serravalle Scrivia, famosa per la presenza dell'outlet, dove molta gente patita di shopping, tra cui non io, spende intere giornate alla ricerca di sconti e svolte sull'abbigliamento, ma noi saltiamo a pie pari l'outlet che si trova in realtà alla nostra destra. Andiamo in direzione del casello di Serravalle Scrivia. L'autostrada A7, attenzione, purtroppo sono in un video su YouTube e mi devo mangiare tutto quello che vorrebbe uscirmi dalla bocca. Stavo dicendo autostrada dei Giovi A7, concepita in due tratte differenti. Prima l'autocamionale Genova-Serravalle, costruita di fatto ai tempi del fascismo negli anni 30. Dopodiché successivamente è nata la società Milano-Serravalle, che ha costruito l'autostrada da Serravalle Scrivia sino a Milano, e successivamente è stata poi costruita la nuova carreggiata tra Serravalle e Genova, destinata al traffico in direzione nord. Quindi noi, andando in direzione sud, percorreremo quella che è di fatto la vecchia camionale, che una volta veniva percorsa in entrambi i sensi di marcia e ora è destinata esclusivamente al traffico in direzione sud, caratterizzata da un percorso piuttosto tortuoso a mezza costa sulle montagne, gallerie corte, e probabilmente il percorso più tortuoso attualmente presente sulla rete autostradale italiana. Casello di Serravalle Scrivia, entriamo nell'autostrada dei Giovi A7, gestore autostrade per l'Italia
per quanto concerne il tratto tra Serravalle e Genova. Direzione Genova, rampa di accesso. Ed entriamo in carreggiata. Inizia da questo momento tratto con limiti di velocità variabili, in questo momento 90 km/h per gli autoveicoli, 60 km/h per automezzi pesanti con massa superiore alle 12 tonnellate, anche il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti. Mancano circa meno di 50 km a raggiungere il capoluogo ligure. Circa 48 km. Il chilometraggio delle due carreggiate di fatto differisce, in quanto la carreggiata in direzione nord, essendo molto più moderna, è caratterizzata da un percorso più rettilineo che sfrutta gallerie con una lunghezza più estesa, con una tortuosità assai più ridotta rispetto a quella che caratterizza la carreggiata sud in avvicinamento uscita Vignole Arquata Scrivia, Vignole Borbera Arquata Scrivia, chilometro 88, territorio comunale di Vignole Borbera, uscita Vignole Arquata sulla destra in questo momento. Il tratto Serravalle Genova è un tratto che per le persone a cui piace insomma guidare, un tratto piuttosto bello nella guida veloce, purtroppo spesso caratterizzato da traffico importante, specialmente in prossimità dell'alta stagione. Bisogna essere anche strategici nella scelta degli orari di percorrenza. Viadotto Spinti, 56 metri, e arriviamo in questo momento al chilometro 90, mancano 43,5 km a raggiungere Genova, più precisamente Genova Ovest. Viadotto Ressino, mentre stiamo transitando in un tratto con limite di velocità di 110 km/h, prossima uscita Isola del Cantone. Area di servizio Valle Scrivia Ovest, in questo momento sulla destra. Si sono fatte le ore 15:52 questo martedì 10 gennaio 2023.
temperatura esterna salita a 13 gradi centigradi, si riabbassa il limite di velocità a 90 km/h mentre entriamo in un punto piuttosto tortuoso in prossimità del confine regionale tra Piemonte e Liguria. In questo punto la carreggiata nord segue un tratto completamente in variante, in galleria. Vedete curve pericolose, veicoli che rimangono in corsia di sorpasso nonostante non abbiano la prontezza e la sicurezza di guidare a una velocità decente. Passiamo il confine regionale, lasciamo la provincia di Alessandria e la regione Piemonte, siamo già entrati in regione Liguria, città metropolitana di Genova. Territorio comunale di Isola del Cantone. Viadotto Pietrabissara, Pietrabissara Sud, il precedente viadotto Pietrabissara in questo momento. Avvicinando a un'area di cantiere segnalata tra 700 metri, riduzione del limite di velocità. Abbiamo un flesso a destra di entrambe le corsie di marcia. Sposto sulla sinistra per non rimanere bloccato nella corsia di destra con la linea continua, anche se in realtà è spezzata. Viadotto Mereta, mentre arriviamo al chilometro 97, mancano 3,5 km alla prossima uscita, Isola del Cantone. Viadotto Rio Molino. Parabrezza, viadotto sul fiume Scrivia, 110 metri. Fondamentale in questo tipo di tracciato, come anche sull'autocisa A15 Parma-La Spezia, è impostare le curve alla velocità corretta, perché un attimo avere quei 10 km/h in più potrebbero rendere molto difficile la stabilità, il mantenimento della stabilità durante la percorrenza della curva viadotto Rio Cagnola, 64 metri, avvicinamento uscita Isola del Cantone. La Valvobbia e il Castello della Pietra tra gli itinerari raggiungibili dall'uscita Isola del Cantone, mentre transitiamo sul viadotto Vobbia. Uscita Isola del Cantone, in questo momento sulla destra. Arriviamo in questo momento al chilometro 101, prossima uscita Ronco Scrivia, 5,5 km.
servizio, area di servizio Giovi, tra 4 km. Nel territorio comunale di Ronco Scrivia, riduzione ulteriore del limite di velocità 80 km/h, raggio di curvatura piuttosto ridotto questo tratto. Utilizzare le marce in maniera corretta per avere il giusto freno motore in entrata e la giusta trazione poi in uscita dalle curve. Porre anche la dovuta attenzione durante i sorpassi dei mezzi pesanti e verificare che questi ultimi si mantengano effettivamente nella loro corsia di marcia. Ore 16:00 in questo momento, temperatura esterna 10 gradi centigradi, martedì 10 gennaio 2023. Ore 22:06 chiuso il tratto Ronco Scrivia Busalla, mentre transitiamo sul viadotto Pietrafraccia. Voltaggio Croce Fieschi tra le località raggiungibili dall'uscita Ronco Scrivia, mentre alla nostra destra area di servizio Giovi Ovest. Subito dopo, in questo momento sulla destra, uscita Ronco Scrivia, mentre transitiamo sul viadotto Scrivia Arnasso. Segnaletica informativa sul porto di Genova, tra 27 km, al casello di Genova Ovest, prossima uscita Busalla, 4,5 km. Viadotto Scrivia Pieve. Ci troviamo ancora nella parte settentrionale dello spartiacque appenninico, infatti siamo ancora nella valle dello Scrivia, fiume appenninico che nasce appunto dall'Appennino Ligure, poi passata a Tortona nel Basso Piemonte, confluisce nel Po, affluente di destra. Siamo ancora nel territorio comunale di Ronco Scrivia. E arriviamo in questo momento al chilometro 109. Avvicinamento area di cantiere flesso a destra di entrambe le corsie. Chilometro 110, mancano 23,5 km a raggiungere Genova. Siamo già nei pressi di Busalla, territorio comunale di Busalla.
Trebbia, la Val di Trebbia, tra le località raggiungibili dall'uscita Busalla, mentre la segnaletica ci informa del divieto di transito per mezzi con altezza superiore a 2,35 m nel tratto tra Busalla e Genova. Tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto caratterizzato da una tortuosità piuttosto elevata. Chilometro 112. Galleria dei Giovi, 910 metri. Siamo quindi al valico appenninico dei Giovi, lasciamo quindi lo spartiacque settentrionale, arriviamo quindi nello spartiacque meridionale dell'Appennino, inizia il tratto in discesa verso Genova, appena 20 km di percorrenza piuttosto tortuosa. Infatti la Liguria è caratterizzata da una discesa o salita, nell'altro senso, piuttosto repentina tra il livello del mare e l'altezza media delle montagne che sovrastano il territorio comunale di Mignanego. L'altra carreggiata in direzione nord, stiamo incrociando il percorso. È sicuro che il raggio di curvatura di queste curve è veramente ridotto, bisogna porre particolare attenzione durante la percorrenza. Viadotto Montanesi, 132 metri. Ricordate che la forza centrifuga è proporzionale al quadrato della velocità di percorrenza, quindi basta qualche chilometro orario aggiuntivo nella velocità di percorrenza per determinare un effetto quadratico nella forza centrifuga, che è poi quella che sollecita lo pneumatico durante la percorrenza della curva. Territorio comunale di Serraricco, mentre entriamo nella Galleria Campora, 508 metri, ore 16:07. Mentre arriviamo al chilometro 117. Qualche chilometro fa diventa fondamentale utilizzare in maniera corretta il cambio per sfruttare bene il freno motore nell'entrata e nell'impostazione della curva. Altrettanto fondamentale poi avere la trazione corretta in uscita. Viadotto Orpea, 66 metri. Viadotto Coppetta, mentre la carreggiata in direzione nord, continuo incrocio tra le due carreggiate.
la segnaletica verticale che informa che per i prossimi 7 km il percorso sarà particolarmente tortuoso, ennesimo incrocio con la carreggiata opposta, viadotto Balletto 50 metri, galleria del Balletto 120 metri. Prossima uscita Genova-Bolzaneto tra 7 km. Galleria delle Piane 221 metri. Abbiamo intanto delle infiltrazioni. Qualche problema di messa a fuoco. Territorio comunale di Serraricco. Galleria Fondega 83 metri. Chilometro 121, mancano 5 km a raggiungere Genova Bolzaneto. Tanto preavviso area di cantiere tra 700 metri. Chiusura della corsia di destra. Arriviamo in questo momento al chilometro 122, ore 16:11, martedì 10 gennaio 2023, temperatura esterna di 13 gradi centigradi, mancano poco più di 10 km al termine dell'autostrada A7 dei Giovi, in corrispondenza della barriera di Genova Ovest. Mancano 3 km all'uscita di Genova Bolzaneto. Bolzaneto, la cui caserma dei carabinieri diventata tristemente nota nell'ambito del G8 di Genova del 2001 per i fatti che sono accaduti al suo interno e le ombre che ancora aleggiano su quanto accaduto durante quei giorni di luglio, e siamo di fatto entrati nel territorio comunale di Genova. Tra
4 km e mezzo l'allacciamento con l'autostrada azzurra A12 Genova-Livorno Rosignano Marittimo, futura autostrada tirrenica Genova-Roma. Chilometro 124 raggiunto in questo momento. Uscita a Genova Bolzaneto tra 700 metri, mentre finalmente sta per terminare quest'area di cantiere. Ennesimo incrocio con la carreggiata nord, ci stiamo passando sotto in questo momento. Prossima area di servizio sull'autostrada A12 tra 19 km, viadotto T-Secca. Genova Bolzaneto in questo momento sulla destra. Dato segnaletica, pannelli a messaggio variabile informano di 1 chilometro di coda per lavori sull'autostrada A26 per Tabellona Toce, dal bivio con l'autostrada A10 dei Fiori. Galleria Bolzaneto, 102 metri. Infiltrazioni in tutte le gallerie che stiamo attraversando, ma d'altronde siamo perfettamente consapevoli del fatto che Autostrade per l'Italia ha una gestione piuttosto carente in termini di manutenzione delle infrastrutture di propria competenza. Gestione abbastanza vergognosa. Stiamo circolando per file parallele, vi porto già sulla destra in quanto siamo in prossimità dell'allacciamento con l'autostrada A12 Genova-Livorno Rosignano Marittimo, cui allacciamento e il cui svincolo per la rampa di accesso è sulla sinistra della carreggiata. Abbiamo dei rallentamenti, mancano 600 metri all'allacciamento con l'autostrada A12. Mentre arriviamo al chilometro 128, mancano 4 km alla barriera di Genova Ovest. Come vedete, per proseguire verso Genova Ovest rimanendo sulla A7 bisogna rimanere sulla destra, in particolare si avrà proprio una
una divisione delle due corsie, già presente la linea continua, ed eccoci arrivati al bivio con l'autostrada A12. Si rimane sulla destra, si prosegue verso Genova Ovest. E si prosegue con una sola corsia sino alla confluenza per chi proviene dall'autostrada A12. In questo momento siamo al chilometro 129. Area di cantiere flesso a destra, 3 km a raggiungere Genova Ovest. Entriamo dentro queste gallerie artificiali create attraverso le barriere fonoassorbenti che riducono l'impatto sonoro, in quanto l'area che stiamo attraversando è fortemente urbanizzata. Galleria Torbella, 176 metri. Stiamo arrivando in prossimità dell'ultimo allacciamento, ovvero l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova Ventimiglia. Galleria Maltempo, 91 metri. Galleria Certosa, 211 metri. Arriviamo al chilometro 131. Un chilometro manca per la barriera di Genova Ovest. A destra in questo momento allacciamento con l'autostrada A10 Genova Ventimiglia, il nuovo viadotto Polcevera. Si prosegue verso la fine dell'autostrada. Galleria Belvedere, 315 metri, mentre arriviamo al chilometro 132. Le infiltrazioni di queste gallerie sono piuttosto impressionanti, alle volte sembra proprio che piova all'entrata della galleria. Galleria Promontorio, 200 metri. E arriviamo alla barriera di Genova Ovest. Se volete vedere qualche video con segnaletica dell'autostrada A7, ovviamente sono presenti entrambi i percorsi integrali, entrambe le direzioni, Milano-Genova e Genova-Livorno. In più percorsi parziali Milano-Serravalle e Serravalle-Genova, in più anche qualche percorso live. Percorriamo il chilometro 133. E arriviamo in questo momento alla fine dell'autostrada, quindi termina l'autostrada A7 e proseguiamo verso la sopraelevata di Genova.
velocità 60 km/h, velocità controllata elettronicamente, e vi do il benvenuto nella città di Genova. Dalla sopraelevata Aldo Moro io vi ringrazio come sempre per la visione. Se volete viaggiare ancora per le autostrade del bel paese e non solo, i video sul canale Highway Italia sono numerosissimi. Ore 16:26 di questo martedì 10 gennaio 2023, con un'anomala temperatura esterna di 15 gradi, arriviamo al termine del video di oggi, svincolando dalla sopraelevata Aldo Moro. Io vi ringrazio come sempre della visione e vi ricordo come sempre: drive safe.